Italia solidale, mondo solidale, da una nuova cultura di vita, un nuovo modo di partecipare alla vita di un bambino. Facciamo una buona azione come? Dunque invito tutti gli agrigentini e le persone della provincia che ci seguono a collegarsi con Italia Solidale Mondo Solidale. È un'associazione molto seria che viene dall'esperienza di Padre Angelo Benolli, che è un sacerdote, per più di 60 anni è stato impegnato proprio per salvare i bambini dalla fame dello spirito e del corpo. Abbiamo nel mondo 125 missioni, ma la grande novità di questo aiuto è che è proprio nuovo, nel senso che sosteniamo i bambini e sosteniamo i genitori di questi bambini a fare un cammino di sviluppo di vita e missione con questi libri che sono stati scritti dal fondatore, che hanno dentro dei contenuti antropologici, scientifici, spirituali e culturali che possono aiutare tutte le persone del mondo. Io personalmente sono stata aiutata quando ho fatto questa adozione, in realtà ho ricevuto indietro molto amore. Nell'area di Agrigento abbiamo anche Anita Castellano, che è una nostra carissima sostenitrice e donatrice, e magari anche lei può dare una testimonianza di quello che è stata questa esperienza. Un tuo appello. Sì, io ho adottato una bambina, si trova in Uganda. Questa adozione a distanza è arrivata in un momento particolare della mia vita, perché ero uscita appena dalla lotta del cancro e ho visto subito che dietro questa adozione non c'era il solito assistenzialismo, ma c'era qualcosa di più. Infatti, con il rapporto che io ho instaurato con la bambina, questa piccola bambina, e con i genitori, è nata una relazione di scambio, una relazione vera, una relazione di affetto che mi ha portato nella mia quotidianità a fare luce sulle relazioni che avevo intorno, ed ho capito quindi che la vita non si incanna. Tutto questo mi ha portato a vivere e a vedere soprattutto la mia quotidianità, che era incastrata su tante situazioni che poi alla fine non mi lasciavano libera, quindi il sì per il sì e il no per il no. Questa nuova antropologia, attraverso i libri di Padre Angelo e Benolli, ho iniziato questo percorso che piano piano, devo dire, mi ha portato a un'altra visione della mia vita, che non è quella di andare dietro, come dicevo prima, a degli ingranaggi, ma che mi porta alla vera libertà, a una libertà che porta a Cristo. Praticamente cosa bisogna fare? Con un appello sinteticamente in pochissimi secondi. Allora bisogna telefonare al 06 68 77 999 o al 338 3375 557, che è il mio numero personale, per chiedere informazioni. Salvare un bambino costa poco, meno di 80 centesimi al giorno. Sì, Italia Solidale, www.italiasolidale.org.